Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. Buongiorno e bentrovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, giovedì 27 novembre e do anche il benvenuto a Francesco. Ciao Fra, benvenuto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Come andiamo? Benissimo, tu? Tutto a posto, tutto a posto. Oggi è giornata ricca, quindi bisogna essere attivi da presto. Esatto, oggi tante cose Tantissime. interessanti. L'unica cosa non mi sta andando Io ti sento il bene. monitor. No, il monitor esterno. Vabbè, pazienza. Faremo Pazienza. Salutiamo Gabri, Pazienza. ben trovato. Buongiorno a tutti, sempre Forza Cagliari. Ciao Magico Cagliari, ben trovato. Home Office sempre con 131, grande Bulking 8401, ben trovati ragazzi. Tra l'altro questa dicevamo- roba che adesso YouTube sta cambiando il modo di visualizzare i nomi, cioè Vero? prima ti metteva nome e cognome, adesso invece ti mette Infatti. boh. Me ne sono accorto con Stefano, che non mi appariva più Stefano Cerina, ma mi appariva un altro nome e l'ho riconosciuto dalla foto. Quindi, vabbè, Tore si riconosce, Magico Cagliari rimane uguale, quindi poi la foto di Gigi Riva mi pare iconica. Ieri, Sì. andando lì all'Unipol Domus, alla Coppa dei Quartieri, Coppa Quartieri. allora mi sono spaventato della Sì. pazienza che ha Nicola Riva, non hai idea Mhm. di quanti ragazzini gli hanno chiesto l'autografo, Beh, ma tanti, impressionante, e lui le ha firmate tutte. beh, Tutte. giusto. Beh, non sono tutti così, attenzione. Beh, vabbè, ma Nicola ha un'umanità Nicola, sì. che ben sappiamo e che perché ben ero a fianco a conosciamo. lui, infatti alla fine sono stato ad aiutarlo perché piovevano Facevi anche tu magliette. autografi. No, Nicola vabbè. arriva. Matto, firma anche tu. No, io assolutamente non mi permetto. Ecco, scomparso Fra perché ho calcato il tasto giusto. Ciao Marco, ben trovato. Tastino? No, adesso funziona. Ah, ok. Che Quindi non dovevi uscire e funzionava. rientrare. No, in realtà ho solamente toccato il lab, insomma, quella roba là, con l'aggeggio per Ok, adesso collegare le rifunziona varie tutto. cose, però adesso ce l'abbiamo, quindi Perfetto, siamo al top. Quindi stiamo dicevamo, combattendo prima come un deficiente, però vabbè. l'importante è aver risolto, Così. dai. Il Allora, ponte è detto, beh. giornatina, prima ospite parleremo di A2 femminile, poi arriverà l'inviato di tutto Juve, quindi parleremo un po' della squadra avversaria. Alle 12:30 ci sarà la conferenza stampa di Pisacane. Alle 16? 16? Sì. No, alle 18, No, 18:15. 18, ok. Ci sarà l'incontro con Palestra da Doppio Malto dove andrai tu. Sì. Alle 18:30 ci sarà la diretta di Fanta 131 e mi pare che non ci sia altro per oggi. O mi sto Altre cose dimenticando di vogliamo. qualcosa? No, giusto Altre per- cose vogliamo. Giornata bella ricca. Angelozzi ti chiamerebbe Luca di Loreferro. Ieri in chat. Ciao Violetta, ben trovata.
Benvenuto anche ad Alex. Buongiorno, ci sono pinguini. Eh sì, oggi giornata Oppure, molto fredda. oppure Leonardo di Leonardo direttamente, come è Vabbè, già questo successo. rimarrà. Come Sì, è già successo. e la chiudiamo qui che è meglio. La chiudiamo qui che è meglio. E vabbè. Ci sta, dai. Era tutto previsto. E non è la prima volta, eh. Cioè, un giorno faremo una diretta sugli aneddoti. Esatto. Tra Non so quando. l'altro, vediamo un po', ecco qua. Cioè, La non Juve nel so, frattempo è atterrata a Torino, è ritornato. molto interessante. No, Eh, non è tornato. Nel frattempo, vi faccio vedere il potere di Luca di Leonardo. Cioè, addirittura è riuscito a, attenzione, con il suo potere a rimettere in pista Vivarini che prenderà il posto di Caserta a Bari. Tutto grazie a questo ciuffo abbastanza ribelle. Perché ti ho visto poi a Cagliari Social Arena ce li avevi pettinati verso Sì, il basso, tutto perché elegantino, perché c'avevi il cardigan, capito? Tutto vabbè, bellino, scusa. Vabbè, posato. È lì E perché invece ero qua, corti. vai, Anche ieri ero vai così, che non ce te ne sei n'è. accorto. Dipende, Anche ieri, dipende. no, l'ho notato ieri in realtà, Dipende ma mi sembrava brutto dalla dirlo. crescita. E invece oggi non ti sei messo il Invece problema. oggi potevo dirlo senza problemi. Alla Esatto. grande. E funziona così. Allora, Giallo, sai, giallo. giallo Dovresti rosso. sapere. Giallo Esatto. rosso nero. Anzi, giallo nero? Possibile? Aspetta. Chi? Il San Salvatore, giallo o nero? Sì, infatti, ok. Giallo Ricordavo nero, qualcosa, giallo nero. non devi evitare. Quando Giallo sono nero. in campi fuori dal calcio rimango molto titubante, quindi controllo, onde evitare perché le gaffe sono sempre dietro l'angolo. Bravo, Quindi, bravo. allora, ecco, novità, ho letto prima dalla rassegna stampa che è in dubbio, infatti ne parleremo con Mirko Di Natale sul discorso legato a Vlahovic, perché pare che lì in Norvegia insomma abbia avuto dei problemi nel riscaldamento e quindi ecco perché non è rientrato, non è entrato, non ha fatto nemmeno un minuto nella sfida della Juve contro il Bodo, e a questo punto rimane in dubbio, oggi ci dovrebbero essere gli esami strumentali. È vero che Openda, che io non ho ancora capito come si chiama, è Openda o Openda? Chi lo chiama Openda, chi lo chiama Openda? Open the door, please. Questo. Openda, cosa ti devo dire? Non lo so, perché ho visto varie trasmissioni, lo chiamano in due modi, quindi chiederemo anche a Mirko per capire Vabbè. quale sarà appunto il discorso. Quindi è in dubbio e questo sicuramente per il Cagliari è una buona notizia, visto che dati alla mano 8 gol in 11 partite, ricordiamo ancora una volta, primi 2 gol in Serie A, Cagliari nella sfida Cagliari-Fiorentina 5-2, punto, 19 novembre 2000... 19, sì, 19 sì, senza 19, certo. dubbio. 19, sì. 2019 assolutamente. senza dubbio alcuno. A Bari non si sono ancora ripresi dal gol di Pavoletti. Tu ci scherzi, ma quella partita lì ha cambiato completamente. Un po' dispiace perché comunque è una piazza importante, però ecco, questo fa capire, adesso non per fare comunque certi discorsi, però non è così scontato. Perché comunque il Bari da quella partita lì, se voi andate a vedere, ha rischiato anche la Serie C, attenzione. Sì. Quindi è un attimo, diciamo che non è che sia una città che non ha una tradizione, certo non ha la tradizione del Cagliari, però è una squadra che ha tanta tradizione in Serie A, quindi non è così scontato. Assolutamente. Ciao Matte, ben trovato, buongiorno frizzante ragazzi, eccolo, Forza Torres, grande Matte. Noi ancora non ci siamo ripresi dal 2-1 contro la Lazio, vedi, anche quella è rimasta una partita insomma che non si dimentica, quell'1-2. Comunque abbiamo già i primi Abbiamo la ospiti. prima ospite. Sì. Assolutamente siamo contenti Aspetta, di preparo. avere... Cosa c'è? Sì, preparo tutto. Cosa devi ok, preparare? vado. Ok. Di avere con noi Samira Berrad del San Salvatore Selargius. Buongiorno Samira, come stai? Benvenuta. Buongiorno, Samira. Buongiorno, tutto bene, grazie a voi. Tutto bene. Un po' Oggi infreddoliti, settimana- però vabbè, oggi questo- tosta.
Questo è anche grazie alla tua età, ricordiamolo, gli anziani sentono di più il freddo. Allora, questa è una gag, Samira, oramai che dura da mesi con me. Non Ok. ti preoccupare se sentire riferimenti anagrafici, roba del È genere. tutto Non calcolato. farci caso. Va È benissimo. tutto fatto apposta. Allora, dicevamo, Samira, San Salvatore Selargius, reduce una bella vittoria di ieri, proprio nel recupero contro Viterbo. Siete in una striscia positiva bellissima, mi viene da dire, forse anche un po' in attesa, possiamo dirlo? Oppure no? Sicuramente è una bella striscia di vittorie. Ieri non la nostra miglior partita, però l'abbiamo portata a casa, ci servivano i 2 punti e ci siamo riuscite. Secondo me abbiamo ancora molto da esprimere, quindi penso che sia anche arrivato il momento di tirare fuori quello che siamo, quello che possiamo dimostrare. Sicuramente queste vittorie ci fanno bene, però la stagione è appena iniziata, quindi abbiamo ancora tanto da dare, da dimostrare. Se vogliamo puntare poi alla Coppa Italia, sicuramente adesso abbiamo bisogno di vittorie importanti che valgano tanto a livello soprattutto anche di morale. E quindi sì, accettiamo molto volentieri queste vittorie che sono arrivate, però è ancora lunga e dobbiamo continuare così, direi prendendo spunto dalle cose positive fatte finora e magari correggendo quelle invece negative che ce ne sono state, quindi direi di migliorarle, continuare a lavorare e cercare di fare sempre il nostro massimo. Ecco, appunto, poi ripartire con una vittoria dopo la sconfitta di misura all'overtime con Torino, che sicuramente insomma, perdere ai supplementari non è mai piacevole, ovviamente, Esatto. perché ti dà Esatto. no, quella sensazione di fastidio, dici che cavolo, siamo arrivati veramente a nulla Sì. e poi invece alla fine hanno vinto le altre, però siccome il calendario non è semplicissimo o amico, visto che sabato, giusto, giocate Sì. contro Costa Masnaga, che è la prima in questo momento del girone e ha +2 rispetto a Seragius. Esatto, infatti già da sabato si vedrà come potrà andare il campionato, se siamo del livello, se possiamo, secondo me sì, se possiamo giocarcela con tutte e puntare in alto, essere ambiziose. Sicuramente sono 2 punti che farebbero molto molto comodo, quindi noi ce la metteremo tutta. I 2 punti che abbiamo perso a Torino, secondo me, sono punti importanti sicuramente, però una partita ai supplementari in cui abbiamo sbagliato molto e quindi direi che era molto nelle nostre mani. E era 3 settimane che non giocavamo, siamo andate in trasferta, per noi la trasferta è sempre qualcosa di impegnativo. E quindi secondo me sono 2 punti persi, sì, ma non i punti persi della stagione che dici a quelli avrebbero potuto fare la differenza. Quindi secondo me andiamo a giocare contro Costa, sicuramente portandoci dietro tutto quello di buono fatto finora, cercando di limitare i loro punti di forza e quindi la giochiamo assolutamente. Abbiamo bisogno di questi 2 punti, però la stagione è ancora lunga. Se puntiamo alla Coppa Italia, cosa che facciamo, sicuramente sono 2 punti importanti. Se guardiamo tutto il campionato, è una partita, ce la giochiamo, sono 2 punti. Vincerla davanti ai nostri fantastici tifosi è sempre stupendo e bellissimo. Se si dovesse perdere, invece, punteremo alla prossima, che poi sarà già mercoledì, perché abbiamo un filotto di partite non indifferente. Noi scendiamo sempre in campo Esatto. per vincere, quindi Quello non mancherà, come impegno e come intenzione e volontà sicuramente non mancheranno. No, hai detto bene, filotto di partite, ma non soltanto, cioè anche una classifica che insomma in questo momento vede tante squadre vicine. sì. Sono 5 in 2 punti, grazie ai preziosi appunti che ci hanno mandato la squadra basket di 131, ovvero Matteo Porco, Matteo Cardia. Dicevo, tante squadre in pochi punti, tante partite ravvicinate. Come si riesce secondo te a essere continue in questo momento? Perché poi chiaramente l'hai detto tu,
quella di Torino è stata una partita, chiaramente all'inizio della stagione, poi ci può anche stare chiaramente una sconfitta così, però è chiaro che una squadra ambiziosa come il San Salvatore forse ha proprio bisogno anche di trovare quella giusta continuità per riuscire poi a restare là in alto. Allora, penso che lo farà tanto la nostra forza mentale più che quella fisica, perché nel momento in cui mentalmente sei forte e stabile, riesci a giocare nonostante la fatica, nonostante gli errori. E questo è uno sport dove chi fa meno errori vince. E, però lo fa tanto la testa, perché poi le gambe arrivano dopo. Noi dovremmo essere brave a essere sempre mentalmente pronte. È un filotto di partita importante, sì, però penso che possiamo farcela, abbiamo tutte le potenzialità per riuscirci e penso che abbiamo già dimostrato più volte cosa possiamo dare, cosa possiamo fare, che nonostante magari si vada sotto, l'allenatore venga espulso o altro, rimaniamo lì con la testa e riusciamo a fare delle cose buone e a portare a casa la partita. Penso che per superare questo grandissimo impegno che abbiamo finora, cioè per ora, penso che servirà tanto la forza mentale. È un campionato molto particolare questo, perché appunto tante squadre hanno vinto con squadre importanti, ma perso anche con squadre che dici come hanno fatto a perdere. Quindi ce la giochiamo come tutte, abbiamo penso tutte le stesse possibilità, non c'è una squadra che dico totalmente ingiocabile e una squadra che dico no ma vai e giochiamo tranquille, facile e ce la portiamo a casa senza impegnarci. Bisogna stare lì con la testa e tutto quello che riusciremo a fare di buono sarà un plus. Luca. Io vado sul discorso legato al campionato, nel senso che come hai detto bene tu, ci sono stati anche dei risultati non scontati e guardando un po' la classifica tra l'ultima e la prima ci sono 10 punti che non sono tantissimi, anche perché se l'ultima facesse un filotto di 3 partite si troverebbe sicuramente nelle prime posizioni. È un campionato equilibrato e come ogni campionato equilibrato ci sono pregi e difetti, nel senso che tu magari pensi di essere in una squadra dove comunque può lottare per la promozione, però poi in effetti ti rendi conto che il livello è talmente alto che se non c'è proprio un equilibrio anche mentale rischi comunque di perdere punti. Quindi ti chiedo, alla luce di queste prime giornate che sono state giocate, c'è una squadra, sinora di quelle che avete incontrato, che ti ha stupito positivamente e altre che magari ti aspettavi un po' di più? Beh, in effetti comunque noi come squadra siamo più forti di queste che sulla carta doveva essere più forte di noi. Manca ancora tanto, però c'è già un primo step che è passato. Allora, ci sono molte squadre che mi hanno sorpreso in maniera positiva, penso anche a Torino, penso a Viterbo ieri, perché nonostante il risultato finale, che chi guarda solo il risultato dice oddio, li sono passati sopra, è stato facile, è una vittoria scontata, assolutamente no, hanno lottato fino alla fine. E penso anche a Giussano che sono venute da noi e fino all'ultimo ci hanno dato filo da torcere. Torino, se si guarda all'inizio del campionato e magari si ascolta anche qualche loro dichiarazione, loro pensavano principalmente di salvarsi come obiettivo, invece stanno facendo un campionato meraviglioso, sono in un momento top e penso che sarà una delle squadre, tra l'altro, con cui ci giocheremo l'accesso alla Coppa Italia. Quindi positivamente tante squadre mi stanno sorprendendo perché più che guardare la classifica guarderei i risultati e i risultati dimostrano che tante squadre che sono sotto in classifica invece hanno dimostrato che anche contro squadre forti possono veramente metterle in difficoltà e dare loro filo da torcere. Quindi sì, è un campionato strano per questo, perché puoi vincere con tutti, ma anche perdere con tutti e in 1 o 2 giornate può completamente cambiare la classifica. Squadre che invece sono sotto le loro aspettative, direi di no, perché le squadre che mi aspettavo sono veramente in alto e sono con noi che se la stanno giocando. E le squadre invece che
magari sono neopromosse e mi stanno stupendo veramente in maniera molto positiva. Quindi se ci sono squadre che ancora non si sono espresse, lo faranno sicuramente. Arriverà anche per loro il momento, ne sono sicura. Quindi sì, noi dovremo rimanere sempre lì pronte mentalmente ad affrontare chiunque, perché da un momento all'altro possono cambiare gli equilibri in qualsiasi momento. Sì, Samira, in questa stagione sei la prima giocatrice per assist nella Serie A2, 5,7 di media, ci dicono i nostri prodi statistici. Chiaramente, insomma, questo vuol dire tanta fiducia da parte tua, anche nelle tue capacità, oltre che nelle tue compagne di squadra. Questo è evidente. La domanda è, c'è qualcosa in più rispetto alle altre stagioni su questo fondamentale quest'anno? Cioè, senti che effettivamente magari ti senti un po' più in forma, non lo so. Ma penso che più che nelle mie capacità, credo molto e mi fido molto delle mie compagne e del gioco dell'allenatore. Alla fine l'assist viene se la tua compagna fa canestro, se la tua compagna fa canestro, non fa canestro, l'assist non c'è. Quindi in realtà È sterile. sì, quella classifica lì, io sono prima, ma in realtà significa che io e tutta la mia squadra siamo prime, perché io faccio il passaggio, ma loro fanno i canestri, che sono quelle che determinano appunto l'assist per me. Questo secondo me è dovuto al fatto che dietro c'è un allenatore che ha creato un gioco, dei giochi che portano me a fare dei passaggi e delle azioni concrete che portano a un risultato, che è quello del canestro finale, e questo è dovuto al fatto che lui ci sta insegnando sempre qual è la soluzione migliore, e cerco di captare, recepire e assorbire tutto quello che mi dice su quale potrebbe essere il passaggio migliore, la soluzione migliore. Io cerco di eseguire al mio meglio. Sicuramente, ok, ci sono delle volte in cui magari il passaggio viene leggermente meglio, magari l'ho fatto in maniera migliore, ma penso che dietro ci sia tutta la mia squadra, tutto lo staff che mi porta nelle condizioni di essere lì prima in classifica. E quindi se mi devo prendere un merito non me lo prendo, è solo merito loro, perché se non segnassero e se il gioco non fosse costruito in questo modo io non sarei lì. Ci piace questa professione di umiltà, cara Samira. Tra l'altro, tolte le ragazze sarde, insieme a Silvia Ceccarelli, sei tra le veterane oramai del San Salvatore Selargius. Cosa hai trovato in Sardegna? Cioè, qual è l'aspetto particolare, più bello, più importante anche per la tua carriera, per il tuo modo di giocare che hai trovato qui, magari rispetto alle precedenti esperienze in continente, come diciamo noi? Ma allora, in realtà, più che cosa ho trovato in Sardegna, cosa non ho ancora trovato in Sardegna, nel senso che Ecco. il motivo per andare via ancora non l'ho trovato, quindi forse quello è il punto principale. No, a parte gli scherzi, comunque penso che in Sardegna abbia trovato il mio equilibrio. I sardi e i nostri tifosi, lo staff, le persone che lavorano in società sono delle persone meravigliose. Sono delle persone che ti danno tantissimo, veramente tantissimo. Sono veramente felice di essere qui e anche di essermi guadagnata un po' quella fiducia che porta loro poi a trattarmi così. E in più è arrivato Maslarinos, che penso sia il miglior allenatore che abbia mai avuto e che mi sta dando una fiducia incredibile. E mi trovo molto con il suo gioco, con il suo modo di pensare e anche con le sue ambizioni, quindi ci sono molti aspetti che mi portano a essere qui per il terzo anno di fila. E quindi sì, tanta fiducia, tanto affetto, tanta calorosità anche da parte dei tifosi. Della società non mi fa mancare assolutamente niente, il coach mi dà fiducia, mi fa giocare, si fida di me e quindi penso che siano tanti fattori che mi fanno rimanere qui. Tra l'altro, a proposito del coach, Maslarinos o Maslarinos? Cioè, com'è la pronuncia? Maslarinos. Lui
Maslarino, questo Ecco, lo segniamo. va per tutti, non lo segniamo in redazione. Maslarinos, ragazzi, l'ha detto Samira, quindi ci possiamo fidare. Battute a parte, appunto, finora hai avuto solo parole di grande stima per il vostro coach, che l'anno scorso è arrivato a campionati in corso, invece quest'anno avete iniziato insieme. Quanto ha influito anche per questo inizio di stagione così buono, così positivo, poter lavorare con lo stesso coach avuto già l'anno scorso e poter in qualche modo cementare anche concetti tattici e non soltanto anche di gruppo, perché poi ovviamente la gestione non è soltanto tattica ma anche ovviamente umana. E com'è durante la settimana, coach Maslarinos? Allora, penso che ricominciare con lo stesso allenatore e iniziare la stagione, proseguire la stagione sempre con lo stesso allenatore, ci dà un equilibrio importantissimo, soprattutto quando devi iniziare una stagione così impegnativa come quella che stiamo vivendo adesso. È chiaro che se l'allenatore venisse cambiato dopo 2 mesi, dopo 3 mesi, romperebbe un equilibrio che si dovrebbe ricreare da zero e non è facile, c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di conoscersi e anche di fidarsi in maniera reciproca, quindi sicuramente iniziare con lui fin dall'inizio è stata una cosa super, è stato un plus e abbiamo lavorato tantissimo. È un allenatore che pretende molto, ma pretende molto perché sa che giocatrici ha davanti, sa le nostre potenzialità, conosce i nostri limiti, ma vuole sempre spingerci oltre i nostri limiti, nonostante tutto. Ad ogni allenamento ci dice che dobbiamo spingere di più e cercare di arrivare proprio al limite, a superarlo, perché lo possiamo fare e l'allenamento è lo specchio della partita, quindi quello che noi diamo in allenamento poi si riflette sulla partita. È un allenatore che potrebbe sembrare brusco in alcuni momenti, ma se si riesce a prendere quei momenti suoi in cui ci dice le cose, ci corregge, se si riesce a prenderle nel modo positivo, nella maniera migliore, e prendere solo quello che lui vuole insegnarci, non magari il modo in cui te lo dice, secondo me si cresce molto come giocatrici, come squadra, come gruppo, e penso che i risultati gli stiano dando ragione, quindi no, su di lui, cioè per me è il migliore allenatore, quindi non posso dire altro. Tra l'altro qualche anno fa portò in Serie A uno Battipaglia, chissà se magari stia preparando l'impresa incredibile anche con San Salvatore. Sarebbe sì. meraviglioso avere 2 squadre sarde Sì, ma in lui lo Serie dice, la A1 sua per ambizione è quella. E allora, guarda, mi sembra che... Infatti, per me dobbiamo siamo. solo Come l'hai seguirlo, per me descritto. ci siamo. Esatto. Cioè. E questo non è poco sicuramente. Luca. Appunto, abbiamo parlato un po' dell'allenatore, parliamo un po' anche della squadra. Sono arrivate comunque 2 straniere come Erik Strupp, dimmi se è giusto perché io poi con... Giusto. Ok, perfetto. Eric Strupp, sbagliarlo sarebbe veramente da vabbè, Adesso voglio sentirti con l'altro. Esatto, l'altro è il problema. Zuast. Sì. Juas, penso. Ok, comunque che comunque sono le due Vabbè, più all'università più della forti. terza età non avevano fatto l'ungherese. Mi manca, l'ungherese mi manca. Ahimè, sull'ungherese sono... È rimasto sono fermo sì. al serbo sotto, va bene. Esatto. Dicevo, comunque sono, da quel che si dice, le giocatrici più forti dal punto di vista del ruolo. Come si sono integrate? Perché hai parlato bene dell'allenatore, dell'ambiente, come ti trovi bene a Selargios, però è importante anche che chi abbia delle esperienze si trovi bene all'interno del gruppo e si trovi bene soprattutto con i movimenti richiesti dall'allenatore, perché alla fine se tutto funziona i risultati arrivano. Come si sono integrate loro? Ma penso che si siano integrate molto molto bene. Angela sicuramente si è integrata meglio per una questione anche che è arrivata, il suo ruolo lo sapeva, ha iniziato subito anche a studiare l'italiano, quindi penso che sia stata proprio una gran voglia sua di integrarsi il più possibile con noi, con l'Italia e con tutto il resto.
Sydney invece è arrivata anche dopo, gioca in un ruolo che all'inizio non era il suo, quindi magari è un po' più, come si dice, leggermente al di fuori di tutto quello che ha creato Angela, cioè il fatto di parlare l'italiano, di integrarsi, eccetera. Ma comunque con noi ci troviamo benissimo anche in allenamento. Anche, sono due ragazze stupende, cioè non sono due ragazze che vogliono primeggiare, che pensano solo al loro tabellino, ci tengono molto al gruppo, alla squadra. Mi viene anche solo da pensare a quando Silvia ha segnato quel tiro a Livorno, cioè la prima che è andata ad abbracciarla è stata proprio Sydney. Io personalmente poi ho creato un bellissimo rapporto con Angela, quindi per me sono due straniere super, sia dentro che fuori dal campo. Forse dobbiamo ritornare un po' a ritrovarci con Sydney, perché è stata via 3 settimane per la nazionale, quindi anche in queste 2 partite, ieri ha fatto una partita meravigliosa, però penso alla partita contro Torino, si è visto che 28 punti, 12 rimbalzi, cioè così, sì. roba da nulla, ecco. 34 di valutazione, te lo dico io. Insomma. Quindi no, ieri veramente non super, banali. sì. No, assolutamente. E poi sono appunto 2 ragazze che ci danno tantissimo a livello offensivo, ma anche a livello difensivo. Penso che Angela sia una delle prime a livello di punti realizzati in tutta la Serie 2. Sydney non la puoi lasciare libera un attimo, perché finisce che fa 28 punti. Quindi direi che ci stanno dando tantissimo. Con loro sicuramente abbiamo raggiunto quel livello che ci mancava, che ci è mancato l'anno scorso. 2 ragazze con tanti punti nelle mani, tanti rimbalzi, e quindi secondo me siamo nella strada giusta. Loro ci stanno mettendo tutte loro stesse, direi che noi dobbiamo seguirle e cercare di fare anche noi il nostro meglio, ma penso che i risultati lo stiano dimostrando, ecco. UAS è la quinta per media punti della Serie A2 femminile in totale, invece sui rimbalzi non c'è la Eric Strupp tra le prime. Comunque, Samira, interrogazione sportiva finita. Basta parlare di basket, assolutamente no, perché chiaramente poi studiando, andando a vedere un po' di profili Instagram, ho notato un paio di cose simpatiche che appunto ti volevo chiedere. Intanto questa foto no? Che effettivamente che però non è un unicum, perché questo è sul profilo della squadra, della società, e poi c'è questa che è la tua, cioè sia il dettaglio che anche no? Grinta, insomma, effettivamente è un po' la tua arma migliore. Sì, sono 2 foto che rappresentano esattamente quello che porto in campo, e cerco di essere sempre al massimo come energia, come gasatura, non so, come cazzismo, come voglia di mettersi in gioco e di portare a casa la partita. Mi dà un sacco di energia, di carica quando succede qualcosa, ed esulto. Questi tifosi soprattutto mi aiutano tantissimo, perché mi piace che mi gaso io e si gasano loro, o loro si gasano e io mi gaso insieme a loro. Quindi sì, proprio se vogliamo prendere 2 cose che mi rappresentano in campo, prenderei proprio queste 2 foto. Questa è contro Moncalieri e l'altra è contro Giussano. Sì, mi rappresentano proprio. Penso che fin da quando ero a Moncalieri che mi piace risultare così, mi dà un sacco di energia e mi porta a giocare meglio. Oltre il basket, quali sono le tue passioni? Allora, intanto sto facendo la magistrale. Oh, certo. Intanto sto facendo la magistrale in scienze motorie, ginnastica riabilitativa e adattata, e mi piacerebbe un giorno lavorare nella riabilitazione.
probabilmente anche per il fatto del crociato, che l'ho fatto 2 volte, quindi mi ha portato a conoscere meglio e a rapportarmi di più con le persone in questo ambito. In particolare c'è stato un ragazzo a Moncalieri che con il secondo crociato mi ha aiutato tantissimo nella riabilitazione e quindi ho pensato mi piacerebbe un giorno essere come lui, no? Che aiuta atleti o atlete che devono rientrare da un infortunio, e non è solo una questione gli esercizi che ti do e tu li fai e viene fuori una buona riabilitazione, no? È anche proprio una cosa di rapporto umano che mi ha aiutato tantissimo e che vorrei trasmettere anche ad altri. Poi un'altra passione direi la cucina, che sul profilo Instagram così sui post non si vede, ma sulle storie di solito le metto. Mi piace cucinare, mi piace mangiare soprattutto. So che non si direbbe, però mi piace molto mangiare. No, c'è tanta invidia, perché vai, ma tu ti alleni, tu giochi, quindi d'altronde te lo puoi permettere. Sì, Come me. mi piace un sacco cucinare per gli altri, ho provato anche varie ricette, poi adesso che sono qui in Sardegna vado spesso al mercato di San Benedetto perché hanno dei prodotti meravigliosi, quindi vado lì, ho i banchi di fiducia, le mie persone di fiducia, quindi chiedo, mi informo, le ricette, cosa potrei fare, cosa non potrei fare, e mi piace un sacco cucinare per le mie coinquiline, piuttosto che alcune amiche che ormai qui a Selargius ho creato un bellissimo rapporto. Ci credo, se cucini per tutti, ci credo che poi alla fine si crea anche un bel rapporto. Spettacolare. Insomma, se poi cucini bene ancora di più, cioè, quello è sicuramente... No, per ora non si è ancora lamentato nessuno. Nessuno si è lamentato. Nessuno questo è già dopo ottimo, questa intervista invece perderò il mio potere, sicuramente. Chiudiamo con questa foto invece, Samira, che è abbastanza evocativa secondo me, nel senso che sei là che indichi un la via. punto esatto, quindi qual è l'obiettivo che indica questo punto? Allora, obiettivo principale a breve termine, vincere contro Costa Masnaga, subito dopo viene qualificarci alla Coppa Italia e subito dopo fare un girone di ritorno che ci permetta di arrivare ai playoff nella miglior posizione possibile, così da giocarci playoff, ambizione arrivare in Serie 1, così seguo il mio coach, e se non si arriva in Serie 1 almeno a cercare di arrivare negli step subito prima, la finale o la semifinale sarebbero 2 obiettivi veramente incredibili. Puntiamo alla luna, come si dice, al massimo avremo camminato in mezzo alle stelle, che dire. Bellissima. Con questa chiusa filosofica perfetta, mettiamo anche il messaggio di Marco, dottoressa in scienze motori e cuoca provetta e quant'altro. Possiamo davvero chiudere questa bellissima chiacchierata. Samira, grazie davvero, in bocca al lupo grazie per a voi, il grazie a voi della stagione. Grazie ovviamente anche al San Salvatore Selargius, che continuiamo a seguire come sempre, perché fa parte del giro, no, delle squadre che 131 segue nella sua attività. Quindi grazie davvero a Samira Berrado della San Salvatore Selargius. Per tutti quelli che ci stanno guardando, vi aspetto sabato alle 19:45 al Palazzetto contro Costa Masnaga. Ci deve essere il delirio. Esatto. Mi raccomando, perché va sostenuto il San Salvatore Selargius, così come tutte le squadre sarde. Grazie davvero Samira, buona giornata. Grazie altrettanto. Buona giornata. Ciao. Altrettanto. Ciao. Perfetto. Eccoci qua. Allora, abbiamo subito in collegamento, vediamo un po' se ci sente. Vada. Mirko? Ci siamo? Sì, mi sentite? Mi sentite bene? Buongiorno. Perfetto. Ciao, buongiorno a voi. Grazie mille Mirko Di Natale, collega di Tutto Juve, insomma esperto della Juve e non solo. Mirko, ti chiedo subito a gamba tesa, come sta Vlahovic? Così. Grazie a voi, grazie a voi per l'invito innanzitutto. Grazie a voi. Beh, bisogna capire come sta, sono attesi nelle prossime ore gli esami strumentali del caso. Dusan Vlahovic era reduce da un problema
riscontrato in nazionale, poi aveva stretti i denti nella trasferta di Firenze, non ha giocato contro il Bodo, si era capito che comunque era stata una scelta conservativa. Oggi capiremo eventualmente che cosa c'è, cosa sta bollendo in pentola. Da quello che ci giunge non dovrebbero essere non dovrebbe essere un infortunio grave, quindi non dovrebbe esserci nulla di preoccupante. Sta di fatto che 99 su 100 credo proprio che Luciano Spalletti non rischierà Dusan Vlahovic contro il Cagliari. Ecco, questo credo che sia un messaggio da passare, da passarvi anche a voi a oggi, per quanto mi chiedete. Perfetto. Ti chiedo un po' l'impatto anche di Spalletti, Mirko, perché ha trovato una situazione, insomma, non burrascosa, perché è comunque la Juve, tanti pareggi, è stata sicuramente una delle squadre che ha pareggiato di più, però poi ci sono state anche c'è stata la sosta, quindi comunque tanti giocatori sono partiti con le nazionali, è iniziata la Champions, insomma, pochi allenamenti. Quanto è difficile per un allenatore, sebbene un allenatore che ha esperienza con Spalletti, entrare soprattutto nella testa dei giocatori, perché mi pare che a livello tecnico non ci siano dei dubbi, però effettivamente ci sono tanti giocatori che sono al di sotto delle aspettative. Sì, esattamente. Il problema della Juventus attuale è un problema mentale ed è un problema, come sottolineato dallo stesso tecnico toscano, di mediocrità in alcune situazioni, in alcune giocate e in alcune uscite, no, che abbiamo visto anche nelle trasferte di Firenze e Bodo. Io credo che la Juventus abbia bisogno di ritrovare quel tipo di serenità, ma anche quel tipo di leggerezza che contraddistingue una squadra che comunque sta bene, un equilibrio oltre che un'identità di squadra che diciamo negli anni vincenti si aveva sempre avuto, perché la Juventus vincente non era soltanto forte a livello di nomi, ma era forte soprattutto a livello di collettivo e di gruppo e a livello mentale. Oggi a livello mentale la Juventus ha un po' sta soffrendo un po' di questa situazione, e io credo che ci voglia veramente un gran lavoro da parte di Luciano Spalletti. Certo è che si troverà di fronte un avversario come il Cagliari che è un po' indecifrabile, perché mi rifaccio un po' alle parole di Fabregas, voi lo sapete meglio di me, è difficile da capire e da decifrare una squadra che nelle prime 13 giornate non credo sia mai scesa con lo stesso modulo o non ha mai confermato lo stesso 11, poi voi siete più esperti di me. E quindi mi metto anche nell'ottica di dire ok, hai affrontato una squadra difficile come il Bodo, ma che comunque sapevi bene come giocava e sapevi quali pericoli andavi incontro. Oggi affronti una squadra come il Cagliari che sicuramente sulla carta è più debole di te, ma non sai se verrà a fare un 3-5-2 contenitivo, non sai se verrà a fare un 4-3-3, non sai insomma come verrà a Torino a giocarsela sabato alle 18. Assolutamente. Fra? No, Mirko, intanto buongiorno. Ovviamente nella Buongiorno a partita te. di Bodo c'è stato un protagonista su tutti, ovvero Kenan Yildiz, giocatore di livello assoluto, il vero top player di questa Juventus. Lo si è visto, insomma, il suo cambio, o meglio, il suo ingresso in campo nel secondo tempo ha cambiato completamente il volto alla Juve. Quanto la Juve dipende dal suo numero 10, tra l'altro poi stiamo leggendo in questi giorni appunto anche questioni relative al rinnovo che però chiaramente a noi interessano poco, però io parlo proprio dal punto di vista calcistico e di campo, cioè mi pare che con lui la Juve abbia un altro passo, ecco. Quanto è decisivo per le sorti della Juve? Sì, Kenan Yildiz è uno dei pochi top player a disposizione della Juventus nella rosa attuale. È chiaro che nel momento in cui si accende la Juventus inizia anche ad avere un piglio diverso. Io credo che la trasferta di Bodo in realtà anche senza Yildiz nella ripresa sarebbe comunque arrivata una svolta, perché come vi dicevo prima il problema della Juventus è molto sotto il punto di vista mentale, e quindi sotto di un gol con un avversario che aveva comunque speso molte energie, infatti nel secondo tempo è calato. Io credo che anche senza Kenan Yildiz la Juve comunque l'avrebbe pareggiata e poi vinta, magari non così, ma forse un 2-1 l'avrebbe portato a casa ugualmente. Sicuramente il numero 10 di oggi è il giocatore più rappresentativo, più tecnico, quello che può svoltare la partita. Certo è che anche parliamo di un giocatore che con Tudor aveva un determinato tipo di gioco, con Thiago Motta ne aveva un altro, con Spalletti ne sta trovando un altro. Io penso proprio che Kenan Yildiz possa essere a oggi considerato assieme anche a Chico Conceição uno dei giocatori più in forma della Juventus e su cui prestare sicuramente più attenzione.
Un'altra, Luca, poi passo di nuovo la palla a te. Appunto, abbiamo visto tutti, credo, la partita di martedì, al netto delle difficoltà oggettive date dal giocare insomma, a Bodo, in quel campo. Lo abbiamo definito la Bolivia d'Europa, perché effettivamente cioè, ha delle caratteristiche uniche, assolute, per quanto riguarda l'Europa, il campo del Bodo Glimt. Però ecco, al netto di questo io ho visto una Juve che avrebbe potuto vincere forse 5-1, 6-1 tranquillamente per quanto prodotto, però poi alla fine tra le parate del portiere norvegese, gli errori anche di misura degli attaccanti bianconeri, poi alla fine è uscita fuori una partita che la Juve ha vinto soltanto col gol di David al 91esimo. Ecco, quanto cambia secondo te il fatto che sabato si gioca in campionato, quindi si torna in Italia, si torna contro una squadra, come tu hai detto, indecifrabile come il Cagliari, e quanto soprattutto la Juve dovrà cercare di essere attenta anche a non ripetere magari troppi errori scusate, i troppi errori in fase di finalizzazione visti in Norvegia, ma non soltanto, perché anche in campionato comunque qualche errore di troppo c'è stato. Sì, non soltanto a livello, secondo me, di occasioni costruite, ma proprio a livello di gioco. Nelle ultime settimane penso anche, no, alle prime vittorie con Spalletti, penso anche agli ultimi match giocati con Tudor. Abbiamo visto una squadra che faceva, secondo me, un po' troppa fatica a giocare con quel tipo di modulo, non riusciva ad avere un equilibrio e spesso e volentieri il centrocampo era in balia dell'avversario. Quindi adesso, ritrovando secondo me anche un piglio diverso, pensando anche a un possibile cambio di modulo, perché se non arriverà col Cagliari la difesa a 4 arriverà dalle partite successive, pensando anche alla Juventus che oggi è settima e quindi non può più sbagliare, perché poi si troverà di fronte, non ve le dico in ordine, ma Bologna, Napoli e Roma saranno 3 sfide importanti che diranno anche quale sarà il futuro della Juventus, tra cui poi intervallata quella in Champions col Pafos, e aggiungendo anche che non hai avuto molto tempo per recuperare, per riprenderti, perché poi passi da un clima completamente glaciale a ieri che hai ritardato l'arrivo a Torino, perché comunque vi dico una notizia di cronaca, ma ieri la Juventus ha avuto dei ritardi per entrare da quel freddo artico di Bodo. E quindi sommando un po' questo, sommando anche all'assenza di Vlahovic, sommando anche a qualche assenzuccia di troppo, io penso che la Juventus oggigiorno dovrà sfidare il Cagliari, no? Con penso un allenamento soltanto che faranno nella giornata di domani, e con la consapevolezza che non possono in alcun modo sbagliare la partita. Primo perché il Como giocherà domani sera e quindi eventualmente oggi il Como è avanti alla Juventus in classifica, puoi anche vedere e capire se rimarrà davanti oppure ci sarà la possibilità di scavalcarlo. Ma secondo, ci sono dei turni importanti, c'è Roma-Napoli, l'Inter va a Pisa dopo aver perso a Madrid, c'è Milan-Lazio, comunque anche le squadre davanti alla Juventus hanno dei turni difficili, non semplicissimi sulla carta. E quale occasione migliore, non lo dico per sminuire ovviamente l'avversario, ma lo dico in chiave Juve, quale occasione migliore per poter rosicchiare almeno qualche punto alle squadre di vertice. Ci sta come discorso, assolutamente. Mirko, ti chiedo in chiusura una probabile formazione, ma quello che personalmente mi ha stupito, ma penso che abbia stupito tantissimi, è il discorso di Koopmeiners là come difensore centrale, poi probabilmente in una difesa a 4 Koopmeiners a quel punto ritornerà lì a centrocampo, ma anche il recupero di Kostic, che comunque era un giocatore, diciamo, sempre con la valigia pronta, insomma non veniva comunque calcolato, e anzi in questa stagione si è trovato quel Kostic che forse non è mai arrivato alla Juve, perché è un giocatore sicuramente di qualità ma poco costante. Ecco, questi due giocatori possono essere i nomi nuovi tirati fuori da Spalletti in una rosa, diciamo, attrezzata che sulla carta non dovrebbe avere grossi problemi. Sicuramente Kostic, fai bene a rimarcarlo, perché è un giocatore che sembra essersi ritrovato, che piace a Spalletti e comunque ha anche una situazione contrattuale con la Juventus ben delineata. Lui è in scadenza e quindi sta facendo anche di tutto per provare a giocarsi le proprie carte per almeno cercare di strappare un rinnovo. Ecco, quindi la possiamo vedere anche in tal senso, oltre che un giocatore molto duttile per quelle che possono essere le caratteristiche richieste dall'allenatore.
Su Cobb Miners ti dico che Thiago Motta, ti dico anche che Tudor hanno provato, ma secondo me in maniera sbagliata. La maniera giusta per far rendere Cobb Miners prima di tutto non era tanto fargli vedere che cosa sapesse fare in campo, perché non è che si sia scordato di giocare a calcio, non è che gli hanno rubato il talento come in Space Jam, no, però ha bisogno semplicemente di ritrovare quel tipo di fiducia ed effettivamente metterlo in un ruolo dove è sì esposto, ma sostanzialmente ha meno pericoli, meno cose anche in evidenza dove poter essere magari criticato, può essere la giusta chiave per ritrovare un giocatore che dal punto di vista mentale non c'era più ed era secondo me un po' troppo ingombrato da tutti questi continui accostamenti sui 60 milioni pagati dall'Atalanta. Di conseguenza, ecco, io mi aspetto una Juventus che possa giocare con la difesa sicuramente a 3, io partirei 3-4-2-1, da non sottovalutare il fatto che la Juventus possa schierarsi a 4 esattamente come ha fatto nel secondo tempo di Bodo. Quindi se mi chiedi una prima formazione, difficile capire anche quella della Juve, ti dico la verità, io la disegnerei 3-4-2-1 con Di Gregorio in porta che dovrebbe ritrovare il posto visto la panchina col Bodo, difesa 3 a questo punto con Kalulu, bisogna capire anche Gatti come sta, eventualmente può giocare di nuovo Kelly e Cobb Miners. Centrocampo a 4 lo si può disegnare tranquillamente con McKennie magari esterno alto, con Miretti o Locatelli e ritorno dal primo minuto di Kefren Thuram con Cambiaso che va a completare il quartetto, con Seisao Ildiz alle spalle di uno di Davide Openda. Attenzione però al fatto che da quello che mi risulta Spalletti è rimasto molto soddisfatto di come la squadra nel secondo tempo abbia giocato bene con un cambio modulo e che quindi sia riuscito a fare tutti i movimenti richiesti. Nel caso si può anche ipotizzare un 4-3-3 e lì sarebbe poi ancora più difficile secondo me mettere in campo gli interpreti. O anche un 4-3-2-1, lasciando con Esatto. Ildiz e con Seisao a supporto di uno tra David. Ma ecco, l'ultima domanda. Openda, qual è il nome? Perché uno lo chiama Openda, uno Openda, perché è difficile capire. Qual è il reale Openda. cognome? Openda? Openda. Oh, ok. Openda. E anche Openda. questo lo timbriamo, Openda, perfetto, alla grande. Esatto, oggi è la puntata dei Oggi nomi sì. degli Sì, perché... accenti. Allora ve ne svelo un altro, è Dusan Vlahovic, Ah, non Vlahovic, è Vlahovic, è vero, Vlahovic. Vlahovic, Con sì, sì. con l'H, Ecco, con l'H così. esatto, perfetto, perfetto. Mirko, ovviamente grazie per averci concesso questa intervista, questo focus. Sappiamo, non ti vogliamo lasciare tenere via altro tempo dal tuo lavoro, ci sentiamo sicuramente in questi giorni per le ultime news e grazie ancora per la tua disponibilità. Grazie a voi, è stato un piacere, vi mando un forte abbraccio e in bocca al lupo per il match di sabato. A presto. Altrettanto, Crepi, grazie mille. Ciao, Ciao. Mirko, buon Ciao, lavoro. Mirko, viva il lupo. Ciao ciao. Ciao, ciao. E Comunque, volevo ringraziamo rispondere tanto a Mirko. Traccadda che dice Sì. invitate anche gente sovrappeso. Ci sono io, cioè io garantisco la quota del sovrappeso, quindi Luca quota garantisce la quota geriatrica e quindi ci siamo, cioè fondamentalmente credo che sia un'ottima accoppiata, ecco, diciamo così. Bene, caro Mi pare che- LDL, Allora, cioè, abbiamo hai avuto già un chiamato po'- Vivarini? Sì, mi ha mandato un messaggio prima, mi ha detto guarda che dobbiamo parlare. Manca ancora... Ti deve ringraziare Mi deve fondamentalmente. ringraziare, però non abbiamo ancora parlato dal punto di vista economico. E qui casca. È lì casca l'asino, Esatto. assolutamente. Intanto bisognava comunque dare la notizia ai vari media in modo che comunque diventasse virale. A quel punto cosa fai? Ti tiri indietro in caso Chi ci non riesci sentirà a trovare. penserà anche che siamo seri. Ma Va bene. si scoprono gli altarini, ma Però vedi, non eri tu perché non c'era 102.5, c'era scritto LDL e basta, invece è stato LDL 102.5 e saresti stato tu in maniera... LDL 102.5 su 131. Spettacolo. Esatto, new hits. Ci vorrebbe anche aggiungo. il Non motivetto. dare idee all'uomo meme che poi ti crea anche queste Mitico, cose. mitico. Da questo punto di vista siamo molto in empatia. Troviamo... Sì, siete messi molto bene. Siamo messi... Voi tra e l'altro- Vivarini. Esatto. Va bene. No, oggi chiudiamo in orario, anche perché poi tu devi andare Sì. ad Assemini da In quel di Assemini. Pisacane e io anch'io ho altri appuntamenti, quindi
necessariamente oggi non ci possiamo trattenere più di tanto, ma ricordiamo un po' tutte le varie cose. Di nuovo, Allora, ricordiamo 12:30, ovviamente sul sito diretta testuale della conferenza di Pisacane. Alle 18:15 ci sarà l'incontro da Doppio Malta alla Corte del Sole con Palestra e Andrea Francesco, quindi ci sarà sicuramente un video post evento. Alle 18:30 ci sarà Fanta 131 con gli aggiornamenti, le classifiche ovviamente di Fanta 131. Andremo un po' a vedere i consigliati di giornata e gli sconsigliati di giornata, l'analisi delle probabili formazioni, e poi domani ci sarà la vigilia di Juventus Cagliari, giusto? sì. Perfetto. E poi sabato ovviamente alle 18. Lo sai che ho scoperto, incredibile, facendo un po' il classico scrivi tutte le partite, consigliati, quello e quell'altro, io ero strasicuro che Juventus Cagliari fosse alle 20:45. Non chiedermi il motivo, ma io ero 20:45 è Atalanta Cagliari, quindi probabilmente hai o hai probabilmente- invertito o ma anche hai forse anche seguito. anche Torino Cagliari 20:45. Torino Cagliari no, Torino Cagliari dovrebbe essere alle 15, perché mi pare che Ok. si possa fare in giornata Torino Cagliari come ok. trasferta. Allora forse con l'Atalanta, che era sempre di sabato, giusto? 20:45 è sabato l'altro, sì. Sì, ecco. Sabato, Allora probabilmente ho che giorno è? Sabato 15. Sto andando a memoria. Sabato 13. Vabbè, siamo lì. Sabato Perfetto. 13, sì. Bellissima questa. Buona giornata il grande Francesco e il piccolo Luca. Ma che Esatto. piccolo, sono più grande di lui. Tra un po' Di lo gran doppio. lunga aggiunge, di gran lunga Vabbè, aggiunge. adesso non allargarti. Cioè, Sì, non è ma che ragazzi, cioè, insomma, diciamo sono che io nato io, Luca Di Leonardo, aveva già visto tante partite di calcio. Era già stato allo stadio esatto. Sant'Elia, aveva già Faceva le giocato a figurine, pallone, faceva già le figurine, esatto. Non giocava ancora al parliamo di- fantacalcio, quello no. esatto. Ma pochi anni dopo. A 13 anni ho iniziato. Quello quindi- con la pubertà. Oltre ai primi ormoni, anche il fantacalcio immediatamente sarebbe uscito fuori, insomma. Ma stai sempre pensando al calcio. No, e va bene, dopo questa possiamo anche chiudere, perché prima che veramente poi ci mandino l'ispezione e direi che ci siamo tenuti comunque, non abbiamo detto niente di sconveniente. Esatto, siamo nella Che è norma. la cosa, esatto, che è la cosa più importante. Vedi, Bilancizio dice proverò a vedere la Parigi, Juve Cagliari. Bella Parigi. Beato, Davvero. beato. Non oso immaginare il freddo che ci sarà a Parigi. Esatto. Ieri sera ho giocato a calcio e ho detto, ragazzi, avevo 7 strati di roba. No, 7 no, ma Avevi anche la cuffietta? Oh no, il scaldacollo sicuro. avevo, certo, ovviamente. Anche i guanti? Avevo, certo, cuffia, Calzamaglia? scaldacollo, calzamaglia, Maglietta termica sotto. doppia maglietta termica, cioè maglietta termica più maglietta tecnica, poi un'altra roba isolante e la felpa. Mancava il K-Way, eri a posto. Ma non c'era bisogno, perché ti assicuro che non passava nulla, non passava niente proprio. Assolutamente. No, infatti devo essere sincero, infatti stamattina sto decentemente bene, no. Sto decentemente bene, diciamo così. Più che altro ieri siamo andati con Marco Camba a fare lo speciale Effetto Giovani per Teleregione a Monastir. Siamo arrivati presto, alle 4:30 circa. Freddo. Ma ieri Se ne siamo andati via alle 7. C'era, ragazzi, il freddo, l'umidità, una roba. Sì, ho giocato da fermo, ma a prescindere, anche se avessi giocato in maglietta e pantaloncini, caro Marco, avrei giocato da fermo. Quindi lui smista a palloni. Vi Infatti, assicuro che lui smista. cambia poco. Ieri è stata devastante, una delle peggiori partite a cui abbiamo mai giocato, insomma, forse da quando sono bambino, veramente, e anni ne sono passati, quindi. Vabbè. Allora, salutiamo al Bilancizio, comunque è viaggio di lavoro, vabbè, serve anche cambiare aria, ci sta. E poi invece Ionita qui è Nicas... come Dio. Esatto. Se ti fossi mossa, no, ma in realtà sudare ero sudato, perché ero molto, anche Nicas. perché ero molto bardato, come diceva un video famoso di quando eravamo giovani, e quindi sudore, comunque muovermi sono mosso, ma non è che faccio gli scatti o roba del genere.
Non salta l'uomo, Però, ecco. ragazzi, 3 partite negli ultimi 4 anni, cioè vanno anche giocate, vanno anche giocate. Ricordati che io ho A iniziato a giocare a pago. pallone dopo 8 anni, attenzione. Appunto. Quindi, Sì, però tu capisco diciamo questo. che hai un fisico che ti aiuta sicuramente più del mio, tendenzialmente. E poi tu non hai avuto il crociato, non hai avuto l'ernia del disco come ho avuto io, non hai lo zainetto da 15 Hai kg presente il video di porti Mancini? dietro. L'hai visto il video di Mancini? Il difensore della Roma? Mancini, quello che si gira e Sì, poi... esatto, beh, no, esatto. però, cosa vuol dire, scusa? Cioè, No, sai. Io- alla media partita di rock, guarda, anche gli stessi capelli oramai, perché il povero Marco sta diventando come noi, scarso criniti, quindi... Vedi. Però, vabbè, lo facciamo, io Ma veramente ci ogni sta, volta ma che meno male. gioco Ma meno male, torno stai a casa meglio. contento perché, Vedi? perché non mi sono fatto male, quindi... Ecco. Vabbè, però tu Bisogna, sei anche. bisogna andare a micro obiettivi, ragazzi, come diceva Davide Eh, Nicola l'anno scorso. Micro obiettivi, esatto. piano piano, senza avere fretta, senza... Senza no, l'importante... fantasticare. Esatto, l'importante E capire i propri limiti. Io dico sempre è che questo. ieri è Anche stata Luther veramente che pensa. un'umiliazione, ci hanno surrato a livelli... Ecco. Un giorno ci sarà questa sfida. Però... Quale? Però voi a 5, giusto? Sì, io adesso sto andando a 5, ma perché già non mi muovo a 5, a 7... Cosa? No, non pensare. Non No, pensare. no, no, gli spazi sono troppo grandi. Sono troppo Anch'io grandi, ero non ci convinto di arrivo. questo, Fra. Io a 5 ormai non riesco più a giocare. Ed era il contrario, eh. A 7 non chiamatemi che no. O a 11 o a 5. E invece no. Con l'età ti renderai conto che anche il calcio a 7 ha un suo perché. No, ma a me piace il calcio a 7, intendiamoci. Cioè, prima di farmi male, anni fa, preferivo a 7 rispetto a 5, Però potevi intendiamoci. galoppare sulla fascia. Però pesavo 72 kg, cioè, adesso ne peso 20 in più, fai tu. Cioè, è un po' diversa Ma io non mi la peserò da questione, quindi. almeno 2 anni, forse. Perché non hai bisogno, la No, verità è perché ho quella. paura. La verità è che ho paura. Perché Capito? pensi di pesare troppo poco, perché quello è il discorso. Beh, vabbè, È sì, una uno cosa che io allenando... una cosa che io non forse da quando avevo 8 anni, non c'è il pericolo del rachitismo, ecco, quindi. Beh, col subuteo. Bello No, 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 subuteo. no, 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 bisogna prendersi i propri tempi, piano Ma piano, tanto sì, ma guarda, cioè, l'importante è muoversi, come si suol dire, e ieri ho divertirsi. visto, guarda, ieri mentre aspettavo di iniziare la nostra partita c'era un'altra partita di gente più grande di noi, che poi alla fine io penso che fossi o il più grande o comunque insomma, più o meno sulla quarantina, eravamo in 2 fondamentalmente, o in 3. In un'altra partita c'era gente più grande di noi, quindi dai 55 in su, e comunque la mobilità era quella, quindi dico vabbè, Vabbè, potrei giocare effettivamente con i sessantenni senza problemi ora, quindi però, pian piano. ci manca solo il Sì, carioca. perché abbiamo molto tempo effettivamente anche di stare dietro a campionati. Guarda, ahimè, io mi sono preso il lunedì, ma realmente, anzi, è così. Poi il fine settimana non ne parliamo, quindi. Il fine settimana è come se fosse la settimana. No, Quindi, vabbè. Io lo sto facendo più che altro per cercare di restare, anzi di ma poi riprendere, perché io per anni non ho fatto niente, capito? mi è venuto Sì, anche il flash, ma tu non esatto. giocavi di C'era anche giovedì? Aaron esterno, c'era anche Aaron esterno. Figurati. E abbiamo giocato i giovedì le altre volte, ma siccome le ultime 3 volte sono saltate, perché non c'era il numero, quindi ieri abbiamo giocato di mercoledì. Ok, Però, vedi. vabbè, tanto. Comunque, Per me, guarda, un giorno vale l'altro l'importante è tendenzialmente, a giocare. inizio settimana, cioè Esatto. dal lunedì al giovedì, perché poi dal venerdì in poi, come ben sai, con il fatto delle vigilie e tutte queste E cose, anche il qui, è giovedì ormai impossibile. non scherza, eh. E anche il giovedì, non sì, cioè, sta scherza. diventando oramai Sì. una data un po' antipatica. Sì. Va bene, ragazzi, allora chiudiamo questa puntata Sì. di Buongiorno 131, ricordandovi che la rubrica torna ovviamente lunedì alle 10, commenteremo molto a freddo questo Juventus Cagliari e non solo, anche tutto il resto delle partite. Stasera 18:30, 30, giusto? sì, sì, 18:30 18:30 stasera. Fanta 131 live col buon Luca, e quindi
insomma, preparatevi consigli, domande, Esatto. queste cose qui. Devo ancora Anche dare perché consigliato e no. sconsigliato. Sì, esatto, tra l'altro. Guarda, te lo do adesso. Te lo do adesso. In Attenzione. diretta. In diretta. Occhio ai nomi, eh. Non c'è un rullo di tamburi? C'erano un tempo. Ah, no, ci sono ancora. Bello. 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 Però devo dire complimenti. Complimenti alla scelta. Notevole. Notevole veramente. Bello. Molto fantastico. Sto scoprendo un mondo. Aspettiamo magari, no, non lo so. Fai... Mi sto Allora, aspettando i nomi. Vada. atto Non so se ti conveniva darlo in diretta. Isaksen Mm? Quindi è Isaksen consigliato. Ah, sconsigliato, ok? Sconsigliato Isaksen. Mhm. È consigliato. Chi sono gli altri nomi che abbiamo già consigliato e sconsigliato? La Ildiz, Audero, Roberto e tu. Li stiamo spoilerando! Non Hai spoilerare! ragione. Vabbè, Non tanto. spoilerare! Vabbè, Vabbè, non è che cambi no. il mondo. Io che ho messo? Non mi Esatto. ricordo nemmeno. Martin Politano. Ah, ok, è vero. Però non diciamo chi consigliato e chi sconsigliato. Esatto. Anche io con Roberto. Vabbè, insomma, se uno mi conosce un po' ha già capito chi è il consigliato e chi è lo vabbè. sconsigliato. Scamacca consigliato. Comunque, hai visto... Adesso non per dire, però. Hai visto l'Atalanta ieri? No, mi stavo giocando. Poi sono rientrato, mi sono messo. Ho guardato 5 minuti 5 di Inter. Mi sono rotto le scatole. Ah, quindi hai visto il 2-1? No, ho guardato Hai tipo chiuso al prima. 76esimo Esatto. all'81esimo, una cosa del genere. Ho visto l'occasione. Cos'è stato? Attraverso di Barella? Quello l'hai visto? No, ho visto Griezmann con la parata di Sommer. Ah, sì, esatto. Ok, vero. E poi il rimpallo sempre su Griezmann, tiro di Pubil, parata di Sommer, Griezmann maceva bastoni che praticamente gli rimanda cioè gli ribatte la palla Sì. sullo stinco e poi fallo di fondo. Basta, vi dico la verità, io la Juve l'ho guardata perché ovviamente dovevo studiarla. Cercherò di guardare il Napoli, e Roma tra Beh, una bella oggi. partita. Esatto, cioè Napoli e Roma giocano insieme, giusto? Sì, Giocano contro. domenica notte, Roma-Napoli. E quindi cercherò di guardarla, visto che Napoli gioca in Coppa Italia, anche se poi vabbè, Coppa Italia sappiamo che ci sono sempre turnover. La Roma gioca in campionato e quindi, però vi dico la verità, io purtroppo non riesco più a guardare tanto calcio perché Over, vabbè. sì, cioè, Come ti capisco? purtroppo sono un po' davvero in overdose da quel punto di vista, quindi mi devo riabilitare, ecco, in qualche modo rallentare e ripeto, guardo tanto, ma non tutto, perché prima guardavo tutto, cioè anche la Serie B, la Serie Ma C. tutto, anche volendo, non ci riesci. Adesso Cioè, ammetto o lo di metti non... tipo sottofondo, ma allora io lì a quel punto dico, ma che senso ha? Se devo No, guardare come no. sottofondo. Se me la guardo bene, Esatto. intendiamoci. Sottofondo posso mettermi in diretta al gol. Questo. Però il resto, cioè se devo scegliere tra una partita di cui non me ne frega nulla perché appunto non mi serve per lavoro e una serie, non ci sono paragoni, cioè proprio non c'è competizione. E l'età, hai ragione Fabri, l'età però c'è anche il fatto che poi alla fine quando una cosa la fai veramente solo sempre per lavoro Non stacchi mai, questo è il rischio, ve lo posso garantire, questo è il rischio, però c'è di peggio, ecco. Da meglio il basket, se devo guardare qualcosa meglio guardo il basket. Davvero? Cioè se tu scegli in generale uno sport, basket? No, dipende da quello che c'è. Però se appunto c'è una squadra che mi interessa, magari un quarto me lo guardo. Se mi interessa di più me lo guardo tutto.
capito? E poi il basket, soprattutto se che è difficile per i miei ritmi, però quello che mi diverte di più in assoluto è il basket dal vivo. Dal vivo non c'è paragone. Ma lo sai, È una lo cosa? sport più divertente Non in ci assoluto. credi, se te lo dico non ci credi. Dai, che cosa? Non ho mai visto una partita di basket dal vivo. Sigla! Dopo Sigla, questo andiamo, possiamo... dopo questa meraviglia, dopo questa cosa, Dai, sigla, così. sigla. No, ci vediamo, ciao. Ciao a tutti, ci vediamo stasera, mi raccomando. In diretta, Abbondatevi! capito? Potevi dirmelo in Abbondatevi! privato, no? In diretta, così davanti a tutti. Vabbè, Vabbè, dai che siamo in ritardo. Ciao ragazzi. Ciao. Buona giornata. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.